Siamo alla chiusura di questo ciclo di incontri che però appunto ha già una seconda edizione, ci stiamo lavorando. Prima di dare la parola come sempre ai nostri relatori, ringrazio come sempre l'Ordine delle Psicologi e delle Psicologhe del Veneto che ha supportato, e in questo caso anche abbiamo vari partner tra i quali Aspiag, Despar Nord-Est che è qui con noi, che poi sentiremo. Ci sono alcune, come al solito, informazioni che volevo darvi, in particolare i prossimi appuntamenti. Uno faremo sulla salute mentale dei giovani assieme a Generazione Padova Orizzonti, ci sarà Andrea Pennacchi che molti conoscono e Maria Virgillito, che tra l'altro ho scoperto essere sua moglie, che è una psicoterapeuta, e parleremo di appunto salute mentale dei giovani, rivolto soprattutto ai ragazzi, quindi invito tutti i ragazzi a partecipare. Poi abbiamo il 25 di maggio, siamo a Vigonovo a parlare di donne e libertà con 2 casi particolari. Vai Roberta, poi troverete tutto. Il 14 maggio c'è la Pink Run a Padova. Quest'anno ci saremo come ADMO, una delle donne del direttivo, Mara Rosolen, è presidente di ADMO Veneto. Quest'anno la Pink Run destinerà i fondi anche ad ADMO Veneto insieme ad AIL, in particolare per un progetto salivare in cui si può diventare donatori di midollo osseo semplicemente tramite una provetta, sputando, detto la provetta nel vero senso della parola. L'appuntamento è il 14 maggio ore 17, c'è tutto sul sito della Pink Run, noi andremo sicuramente a correre. Altri appuntamenti: abbiamo UNESCO al femminile il 17 maggio presso la Sala Romanino del Museo degli Eremitani, parleremo di arte, donne al Sebe Club UNESCO di Padova, e poi come sempre prosegue la nostra scuola di politica il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, e trovate tutte le informazioni sul sito di Alumni Scuola di Politica e anche nel nostro sito. Ci si può iscrivere anche a singoli moduli. Questo weekend, per dirvi, parleremo di bandi europei. Basta? Qui tutti gli appuntamenti, le info per avere la nostra newsletter in cui trovate tutti i vari appuntamenti, quindi poi ovviamente ve la metteremo anche tutte le slide. E qui è per diventare socio. Diventando socio arriva in automatico la newsletter, sono 10 euro all'anno e anche tramite il sito c'è il modo di far tutto. Poi anche l'ultimo, Fatele Brave avrà una festa finale, segnatevi l'8 giugno alla Montecchia, ristorante La Montecchia a Selvazzano. Io ho coperto le 2 facce perché stiamo definendo gli ultimi dettagli, quindi vi sveleremo presto chi sono le nostre ospiti d'onore che arriveranno ovviamente da fuori Veneto. Faremo una festa vera e propria con una lezione, sempre stile Fatele Brave, l'8 che è sempre un giovedì alle 18:30, ristorante La Montecchia, ma poi vi daremo tutte le informazioni. Quello che vi possiamo già dire è che ci sarà la professoressa Alessandra Tognazzo, docente di Family Business e Organizzazione Aziendale del Dipartimento di Economia dell'Università di Padova, che dialogherà con una donna molto importante, e poi ci saranno tutti i nostri partner che ci hanno accompagnato in questo percorso. Vi racconteremo cosa diventerà Fatele Brave e tante altre cose. Io intanto ringrazio come sempre tutte le relatrici e tutti i relatori e passo la parola a Roberta, no? Intanto Roberta, dai, che devo dire la verità, Roberta è stata il nostro faro in tutto l'anno perché ha coordinato tutte le relatrici, tutti gli incontri e quindi a lei va il merito di aver coordinato tutto. Sì. Parlo dopo, adesso cedo la parola. Buongiorno a tutti, io sono Pietro Gambato, sono l'agente generale dell'Agenzia di Selvazzano, sono un consulente previdenziale dal 2006 e la mia agenzia è formata da 23 operatori, alcuni dei quali in ambito amministrativo, ma la maggior parte dei quali in ambito commerciale. Sono abbastanza emozionato questa sera, per cui scusatemi, e tra l'altro anche perché a proposito di quote rosa, a ottobre diventerò papà di una bambina per la prima volta, quindi mi sento particolarmente nel mood. Allora, la tematica sapete è quella pensionistica, non volevo scaricare una serie di dati infiniti che sono disponibili e reperibili dappertutto, ma volevo semplicemente darci una certa conseguenzialità per rendere un po' più chiaro dove stia il problema pensionistico,
in generale in Italia, ma con una particolare ottica all'universo femminile che ha delle peculiarità che come tali hanno dei pro e dei contro. Allora, andiamo a fare una fotografia secondo l'osservatorio dell'INPS, una fotografia del 2022. La pensione maschile media è di 1.633 euro al mese, mentre quella femminile è di 1.029 euro al mese, cioè un gap del 37%, un gap rilevante. La cosa purtroppo peggiora ulteriormente se si va a vedere specificatamente quella di vecchiaia. Il gap sale di 10 punti, come potete vedere, e la situazione è riconducibile prevalentemente a due fattori. Sicuramente il mercato del lavoro ha un ruolo importante in questo tipo di situazione, infatti sappiamo tutti quanti che a parità di incarico purtroppo oggi una donna mediamente percepisce di meno di un uomo, e non entro nel merito di considerazioni su perché o per come. Oltre a questo la situazione si aggrava perché ci sono dei periodi di stop più o meno prolungati nell'attività lavorativa stessa, alcuni dei quali appunto poi terminano in una reale difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro e quindi di contribuzione all'INPS o qualunque cassa di appartenenza si faccia riferimento. Questo si va anche ad aggravare se si somma la naturale propensione o tendenza che c'è di servizio alla famiglia, di ruolo di servizio alla famiglia, per cui sia in età giovanile rivolto prevalentemente ai figli e in età più avanzata legato a tematiche assistenziali nei confronti di genitori piuttosto che suoceri o quant'altro, è chiaro che l'indisponibilità nel mondo del lavoro è sicuramente un fattore che va a influire molto nella fase contributiva. Questo si va a intersecare con dei cambiamenti nella struttura sociale che tutti conosciamo, cambiamenti che in alcuni casi sono anche positivi, però che vanno ad avere delle implicazioni abbastanza impattanti nell'universo femminile. L'incremento dei single, uomo, donna, a prescindere, è un fattore ben noto, ma analizziamolo dal punto di vista femminile e poi vedremo che conseguenze ci saranno. A questo naturalmente si va a sommare l'incremento dei divorzi e delle separazioni. Non ultimo, l'invecchiamento della popolazione italiana impatta in maniera abbastanza significativa. Qua io chiedo scusa, ma il formato non è stato recepito correttamente. Vabbè. L'aumento e la longevità di vita media è sicuramente un fattore positivo, ma anche questo ha delle ripercussioni che purtroppo si traducono in maniera negativa se parliamo in termini pensionistici. Infatti la riduzione delle economie di scala, e qua mi riferisco evidentemente ai primi due punti, no? Il tema dei single o dei divorziati, è qualcosa che impatta evidentemente. Fare una pasta asciutta in un'abitazione riscaldata per due persone ha un impatto diverso di fare due pasta asciutte, anche se di porzione dimezzata, in due abitazioni, riscaldando due abitazioni e chiaramente pagando due bollette del gas e quant'altro, no? E questo naturalmente vale sia per l'uomo che per la donna, ma se la donna ha delle entrate pensionistiche più limitate rispetto a quelle dell'uomo, è chiaro che percentualmente impatta in maniera più significativa questo tipo di aspetto, cioè delle economie di scala. A questo si aggiunge anche il tema della longevità, dell'invecchiamento della popolazione italiana. L'invecchiamento della popolazione italiana come si traduce? Ci sono sempre più persone che escono dalla fase di contribuzione perché raggiungono i termini del pensionamento, ce ne sono sempre meno che entrano invece in fase contributiva, un po' perché si è ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro, un po' perché c'è l'invecchiamento sociale e anche, non ultimo, perché molte forme di lavoro attuali, cococò, chi e chicchirichì,
prevedono che non ci siano versamenti paritetici. Questo si traduce ancora una volta a danno del sistema pensionistico sia per l'uomo che per la donna, ma come abbiamo già visto, essendo la pensione femminile minore mediamente rispetto a quella maschile, è chiaro che impatta in maniera molto più significativa. Non ultimo, l'aumento della longevità, analizziamolo in questo momento dal punto di vista longevità in stato di salute, sicuramente è una cosa assolutamente positiva, ma va da sé che se io in un cassetto riesco ad accumulare 10.000 euro e poi ne beneficio in 10 anni avrò 1.000 euro l'anno, se invece diventano 15 anni gli anni in cui dovrò attingere a questi 10.000, decresce notevolmente il mio apporto annuale a cui posso attingere. Questo sulla donna impatta ulteriormente, nel senso che ipotizziamo anche per assurdo che un uomo e una donna abbiano nel proprio cassetto la stessa somma. Il fatto di una vita media più longeva per la donna rispetto all'uomo è chiaramente va a distribuire quello stesso importo per un numero di anni maggiore, per cui il problema si sente anche da questo punto di vista. Se a questo sommiamo che nel cassetto non ci sono gli stessi soldi, ma ce ne sono di meno, è chiaro che la proporzione va a giustificare quel dato che abbiamo visto prima. Il tutto si ripercuote in una ridotta autonomia economica che molto spesso va a impattare su tutta una serie di aspetti della vita della donna stessa. A questo punto abbiamo descritto una situazione ottimale dove una persona è in salute. Se ci mettiamo però che in pensione molto spesso l'aumento dell'aspettativa di vita è legata anche ai progressi fatti dalla medicina piuttosto che all'industria del farmaco, è chiaro che c'è da considerare che qualora lo stato la vita allungata sia nella fase purtroppo dove manca l'autosufficienza, la cosa si aggrava perché ci sono dei costi ulteriori da mettere in conto. Purtroppo appunto il numero di badanti che ci sono in Italia regolarmente, sempre fonte Censis questa, nel 2022 sono 1.655.000. A queste però vanno sommate quelle che vengono chiamate assistenti o badanti in nero, che fanno sfiorare il tetto dei 4 milioni, insomma, per cui è chiaro che il numero è molto più impattante anche dal punto di vista della crescita percentuale, che qui è riportata nel 53% negli ultimi 10 anni. In realtà si teme che questa crescita sia stata decisamente più importante considerato il fattore di irregolarità delle posizioni. Questo come impatta? Impatta con un costo medio mensile di una badante di 1.110 euro mensili, piuttosto che addirittura una cifra raddoppiata qualora si faccia riferimento a una struttura, un ospizio che possa accogliere la persona che ha questo tipo di problema. Naturalmente vedete come la semplice pensione media non possa assolutamente soddisfare né l'una né l'altra esigenza di cui stiamo parlando in questo momento. Non voglio assolutamente essere negativo nel riportare questo, nel senso che fortunatamente degli strumenti ci sono, è importante saperlo, è importante conoscerli, e dopo le decisioni ognuno le fa a seconda delle proprie caratteristiche del proprio percepito. Però diciamo che per quanto concerne l'aspetto della pensione integrativa ci sono degli strumenti, i quali abbiamo sintetizzati in maniera molto veloce, per cui ci sono delle forme individuali dove apro in gergo chiamato PIP, piano individuale pensionistico, all'interno del quale appunto vado a far confluire del denaro anche in forma volontaria, e addirittura posso beneficiare di delle agevolazioni fiscali abbastanza importanti, proprio a dimostrazione del fatto che anche a livello statale ci sia la percezione della problematica pensionistica.
Ci sono delle forme molto simili, sempre attinenti a quello che la normativa definisce secondo pilastro in termini di fondi pensione, che differiscono sotto alcuni versi, invece si intersecano ai precedenti per altri. I piani di accantonamento invece sono delle formule identificate tra le parti sostanzialmente con delle finalità che possono essere a fini pensionistici o con altre finalità, ma sono sempre degli strumenti che permettono di andare a organizzare e pianificare quello che è poi il raggiungimento di un obiettivo desiderato. E poi naturalmente ci sono le normative che prevedono, addirittura in alcuni casi obbligano per aziende al di sopra di determinati numeri di dipendenti al versamento di quello che era il TFR, cioè il buono uscito dal mondo del lavoro, all'interno di queste formule pensionistiche, proprio per far aumentare questo montante che poi viene diluito negli anni di inattività lavorativa sotto forma di erogazione di pensione. Per quanto concerne anche la non autosufficienza, si parla sempre di assistenza a lungo termine, long term care, insomma, e sono delle formule le quali scattano all'insorgenza di una problematica che precluda l'autonomia o autosufficienza alla persona che abbiamo identificato. Queste si traducono solitamente con una sorta di rendita vitalizia per il soggetto interessato, che permette di aumentare le disponibilità economiche mensili, che poi possono essere destinate o direttamente alla badante o addirittura a gratificare, se si ha la fortuna di avere qualcuno che in famiglia si prende cura del soggetto interessato. Da questo punto di vista è assolutamente importante andare ad attivarsi il prima possibile. Il fattore tempo molto spesso è il fattore più determinante di tutti. Naturalmente non c'è nulla di nuovo quando si dice che accantonare una risorsa di 100.000 euro in 10 anni è completamente diverso che farlo in 30, naturalmente, e quindi ne consegue proprio l'efficacia di questi tipi di piano. E quello che cerco e sollecito sempre è di andare a prendere coscienza di queste informazioni. Poi si potrà anche riflettere, fare tutta una serie di proposte per andare a risolvere alcune delle problematiche che abbiamo visto. Ma il primo aspetto, secondo me, io sono una persona, perdonatemi, estremamente pragmatica, per cui la prima cosa che secondo me si deve fare è prendere consapevolezza e decidere, nel bene o nel male, perché uno può anche decidere in maniera consapevole di rimanere fermo, però consapevolmente, perché il problema è che molto spesso si pensa che non prendere una decisione perché non conosco il problema nel dettaglio sia comunque una sorta di parcheggio. No, sto comunque decidendo di non agire, ma magari non è la scelta che avrei voluto fare una volta informato. Infatti, purtroppo, nonostante i problemi citati siano molto più sentiti in ambito femminile e molto più evidenti in ambito femminile che in ambito maschile, la maggior parte dei soggetti che poi agiscono nel intervenire in questi termini sono di sesso maschile, e questo è assolutamente distorto rispetto a tutto quello che ci siamo raccontati, anche perché anche in termini di autosufficienza di solito anche in un nucleo familiare tradizionale è molto più facile che proprio per sensibilità e capacità e attitudini una donna riesca a occuparsi magari di un marito o di un figlio non autosufficiente che non il contrario. Per cui ancora di più è proprio da incentrare lì il ragionamento di cui abbiamo parlato. Un'altra tematica che manca una slide, vabbè, comunque la posso raccontare tranquillamente. Noi in questo ambito siamo operativi proprio su tematiche di sensibilizzazione femminile da diversi anni, e siamo sempre alla ricerca di qualcuno che voglia perorare questo tipo di causa di informazione, tant'è che
riteniamo che possa essere molto utile l'andare a comunicare tra donna a donna questi tipi di problematica, e ci occupiamo di fare della formazione dedicata specificatamente con l'abilitazione poi al registro unico degli intermediari per questo tipo di attività, che molto spesso appunto va a fronteggiare un po' quel problema che abbiamo visto prima, cioè il reinserimento nel mondo del lavoro post stop. Questa è i nostri riferimenti, se dovesse servire qualche tipo di confronto o di consulenza, e se volete farvi una foto, quello è il QR code all'interno del quale trovate poi la presentazione con i riferimenti dei dati che ho appena trasmesso. Grazie e buona serata. Buonasera a tutte. Io sono Francesca Novella e sono il direttore amministrazione e controllo di Aspiac Service, di cui vi do solo un cenno per inquadrare poi la realtà sulla base della quale vi farò alcuni esempi. A destra? A destra? Troppo a destra. Allora, Aspiac Service è il concessionario per il nord Italia di Despar. Abbiamo 8.800 colleghi, fatturiamo 2 miliardi e mezzo e abbiamo più di 500 negozi. Quindi una realtà piuttosto grande con una platea di persone che ci dà un campione significativo anche di cui vorrei parlarvi. Qui ho messo una provocazione, non vorrei che i colleghi maschi me ne volessero, però è una citazione di Margaret Thatcher che dice che se vogliamo che qualcosa venga detto basta dirlo a un uomo, se invece vogliamo che qualcosa venga fatto è meglio chiederlo a una donna. Diciamo che io mi ricollego all'intervento di Pietro per cercare di inquadrarvi la situazione del lavoro femminile, in quanto confrontandomi con Roberta e Micaela la cosa che ci siamo dette è ok, che ho detto io, la pensione possiamo averla se lavoriamo, quindi è il sottostante fondamentale per poter garantirci un futuro, e è quello che anche Pietro faceva riferimento prima. Purtroppo la disparità fra uomini e donne si mantiene molto elevata, e in Italia nel 2022 la differenza occupazionale fra donne e uomini è del 18,2% in termini di inattività e del 18% in termini di occupazione. Il gap è inverso, ovvero ci sono più donne inattive e meno donne occupate. Inattive cosa vuol dire? Sono persone che hanno perso o hanno lasciato il lavoro e hanno deciso di non cercarlo più. Per quanto riguarda l'occupazione, vediamo che la disparità si mantiene negli anni e soprattutto è caratterizzata da un fenomeno geografico, ovvero il dato che vedete riportato risente di una disparità importante fra il nord e il sud, in quanto al sud ci sono regioni come la Campania e la Sicilia con un tasso di occupazione femminile del 29%, vuol dire che una donna su 3 lavora e 2 invece o lavora in nero o non lavora. Dal mio punto di vista questo deve essere per tutte noi un elemento di riflessione, soprattutto alla luce del fatto che tutti cercano persone, la nostra azienda personalmente non trova persone per la sede, non trova persone
per i punti vendita, non trova persone per la logistica e in Confindustria, dove io rappresento la grande distribuzione, il problema è generalizzato su tutti i player del nostro settore, ma anche su tutti gli altri settori. Quindi la domanda che io faccio è: ma perché non vogliamo lavorare? Perché pensiamo di non essere in grado di lavorare o di non poterlo fare magari a causa di una gestione familiare. Abbiamo anche rappresentato il dato europeo, dove vediamo che l'Italia si colloca nettamente sotto la media dell'occupazione europea e questo diciamo soprattutto per il dato che vi citavo precedentemente sul Sud Italia, in quanto sul Veneto siamo in linea con la media europea, però ovviamente ci sono anche stati dove l'occupazione è molto più elevata. Qui invece ci tenevo a farvi vedere come sia diversa l'occupazione maschile e femminile in funzione del numero di figli, ovvero per quanto riguarda un figlio, vedete la barra blu rappresenta l'occupazione maschile in presenza di un figlio, la barra di un figlio, due figli o più di due figli, la barra gialla invece quella delle donne. Vedete che la disparità è molto significativa e questo rappresenta di fatto la situazione in cui le donne si occupano della famiglia con un impegno nettamente maggiore rispetto ai compagni, ai mariti. Tendenzialmente il dato che l'Istat ci comunica è di un 62% di impegno sul versante femminile rispetto alla famiglia nel totale delle ore disponibili di due persone che lavorano. Vedete come poi ovviamente in funzione del numero di figli la percentuale di occupate scenda. Su questo vi riporto la mia personale esperienza. Io coordino un gruppo di 100 persone che si occupa di amministrazione fiscale, sistemi informativi e controllo di gestione. Sotto di me ci sono 5 primi riporti che al mio arrivo erano tutti uomini. Il primo a uscire per raggiungimento dell'età pensionabile, ho proposto la posizione a una collega che in quel momento era in maternità per il secondo figlio. E lei ha accettato con entusiasmo. Al rientro dalla maternità ha affiancato il collega e ha preso l'incarico che sta diciamo portando avanti con grandi risultati. Nello stesso momento ho cercato di organizzare il passaggio per un altro di questi miei primi riporti verso una collega che ha 2 figli e questa collega invece mi ha detto che lei non è interessata perché la sua priorità è la famiglia. Alla mia domanda se lei pensasse di dover passare più ore in ufficio a fronte della posizione di responsabilità, lei diciamo è stata titubante. Io rassicurandola che avrebbe potuto comunque svolgere tutte le sue attività familiari nello stesso modo, non sono comunque riuscita a convincerla. Questo per me è un indicatore del fatto che molto spesso si pensa, noi donne siamo molto portate a metterci in discussione, quindi pensiamo di non essere in grado di fare 2 cose contemporaneamente, quando per tutta la vita ne facciamo molte di più contemporaneamente. Quindi il mio suggerimento è di credere in se stesse, di cercare di percorrere i propri desideri, i propri sogni in qualsiasi momento. Le possibilità oggi ci sono e ci saranno sempre di più, perché gli obiettivi che vengono dati alle aziende e soprattutto il quinto goal
Agenda 2030 dell'ONU richiede di raggiungere la parità di genere. E in questo ci saranno delle opportunità che potranno dare delle possibilità che in passato non erano così scontate per tutte noi. Qui diciamo che c'è una rappresentazione invece di quanto le donne concorrano alle attività proprio domestiche nei vari paesi, e dove si vede che peggio di noi è messa solo la Grecia. Quindi fondamentalmente un altro messaggio che voglio dare è che i tempi sono cambiati ed è giusto che tutti all'interno di una famiglia contribuiscano alle attività che sono da fare, per permettere a noi donne di avere il ruolo e la posizione che ci spetta nella società, e questo è fondamentale per avere poi le possibilità di tutelare il proprio futuro. Per questo per me il futuro parte oggi, perché solo oggi possiamo garantirci le condizioni per avere domani un futuro sereno e meno pensieri. Diciamo che un'altra considerazione che volevo farvi è sulla scolarizzazione. Questo vale per voi, per sorelle, figlie, parenti, femmine di qualsiasi genere. La scolarizzazione è fondamentale e permette oggi anche delle condizioni lavorative diverse. È evidente come professionalità più elevate hanno la possibilità di lavorare da remoto, di avere orari flessibili e quindi di conciliare molto meglio tutte le attività che normalmente si vogliono svolgere assieme al lavoro. Quindi è fondamentale porsi in una condizione per avere delle agevolazioni anche in termini di flessibilità. La scolarizzazione per me è molto importante capire che non è preclusa se non viene raggiunta nell'età prevista normalmente, perché oggi ci sono tantissimi corsi all'università di formazione, le lauree possono essere brevi oltre che specialistiche, e quindi le possibilità per farsi una formazione sono accessibili a tutte a qualsiasi età. Una collega si è laureata a 50 anni, ha preso prima la laurea magistrale e poi la specialistica, e a fronte della laurea acquisita è diventata dirigente. Le posizioni apicali sono tuttora principalmente rivestite dagli uomini. Anche nella nostra azienda noi siamo 25 dirigenti, di cui 4 donne, le prime 3 prima del mio arrivo sono state promosse nel 2020, vale a dire che prima del 2020 nessuna donna componeva la direzione dell'azienda. È adesso ovviamente interesse di tutti e interesse dei nostri amministratori e delegati che la quota di donne aumenti via via negli anni. Io con questo coso non ho molto feeling. Ecco, qui vi ho rappresentato il goal numero 5 dell'agenda ONU, quindi raggiungere la parità di genere per le donne e le ragazze, e qui si vede come negli ultimi anni le posizioni nelle figure apicali, nelle aziende, ma anche le posizioni a livello politico sono cresciute in maniera importante. Questo è un trend che sicuramente si manterrà, come si è visto anche alle ultime elezioni, e quindi penso che tutte noi potremo avere delle possibilità che si ampliano in tutti i settori che la società può disporre. E con questo vi ringrazio e spero di avervi dato degli spunti di riflessione. Per qualsiasi cosa sono a disposizione e potete scrivermi e Roberta potrà darvi i miei riferimenti. Grazie.
Io sono Cinzia Bonan della segreteria CISL Veneto e mi occupo di politiche di genere adesso, ma nel corso delle nostre deleghe incarichi sono stata anche la prima donna segretario generale della CISL di un territorio come Belluno Treviso, e quindi insomma so il percorso negli anni delle difficoltà che come donne insomma ci hanno sempre accompagnato nel cercare di, appunto, e come è stato detto anche da chi mi ha preceduto molto bene, far capire alle donne, primo, che abbiamo le stesse competenze degli uomini, secondo, che se vogliamo avere una vita da anziane tranquilla e sana, non dobbiamo soltanto stare attenti alla nostra dieta e al nostro movimento, ma dobbiamo essere previdenti e pensare anche alla nostra previdenza. E per avere una buona previdenza, come vedremo, bisogna lavorare, non ci sono alternative. E per lavorare, purtroppo, le varie riforme che si sono intercorse a partire dal 95 con la riforma Dini e poi nel 2004 la riforma Maroni e non ultima quella importante, pesante, Fornero del 2011, hanno visto sempre di più la previdenza nazionale comparare le donne agli uomini, nel senso che i benefici che oggi hanno le donne rispetto agli uomini ormai sono eccezionali e, come vedremo alla fine, anche ormai insomma quasi offensivi quelli che sono rimasti, come appunto opzione donna, che con l'ultima riforma poi vedrete, per quanto mi riguarda, è diventata offensiva. Perché dico offensiva? Perché quando ho iniziato la mia carriera sindacale, ho cominciato a studiare un po' come funzionava il mondo, mi ricordo che rimasi perplessa dal fatto che in Cina non esisteva la pensione da lavoro, ma esisteva solo la pensione da inabilità al lavoro, ovvero lavori finché sei sano, quando non sei sano ti diamo la pensione. Allora certe modalità mi ricordano quell'approccio, nel senso che finché sei sano vai a lavorare, poi qualcosa faremo, perché se più spostano i traguardi e gli obiettivi, oppure se al contrario ci mettono su più paletti o più modalità con la quale, penalizzazioni, insomma, per cui modalità con la quale il contributo poi viene decurtato e ridotto, è ovvio che per chi ha lavorato diventa offensivo accedere ovviamente a quelle opportunità. Allora, vediamo un po' intanto come siamo messi i dati, perché ho fatto fare una ricerca dalla nostra fondazione Corazzin, nella quale abbiamo dei bravi ricercatori, dove hanno messo in fila un po' di dati, giusto per darvi il quadro, perché poi le slide o il PDF è a disposizione, quindi chi vuole lo può chiedere per analizzarlo meglio. Però partiamo appunto, questo è il mondo del lavoro privato. Abbiamo fatto un'analisi nel mondo del lavoro privato perché tutto quello che non è privato è lavoro domestico, lavoro agricolo, lavoro autonomo, per cui lavoro che ha condizioni ancora diciamo più precarie nella previdenza, mentre qua siamo un po' nell'elite tutelata della previdenza, come sappiamo. Allora vediamo un po' come sta l'elite della previdenza. Allora partiamo intanto da chi lavora, questi sono i dati del Veneto e quindi vedete appunto insomma che già la forza lavoro delle donne in Veneto, che comunque abbiamo insomma una buona forza lavoro femminile, comunque nel privato appunto è ridotta rispetto ai maschi. Però quello che poi vediamo invece in questa slide è la maggiore penalizzazione ce l'hanno le donne nel momento in cui andiamo a contare le famose settimane di contributi, ovvero le 52 settimane per anno. E per cui vediamo appunto che nelle 52 settimane le donne non ci arrivano così tanto come gli uomini, pertanto il loro anno di lavoro vale meno di un anno. Quindi quando si parla che dobbiamo lavorare 41 anni, questi anni poi sono decurtati dalle settimane non lavorate e per maturarli ovviamente dobbiamo rincorrerli. Questo per dire che è importante lavorare tutte le settimane dell'anno.
E questo lo dico perché a volte le donne, diversamente dagli uomini che cambiano lavoro quando hanno già un altro lavoro, le donne cambiano lavoro e nel frattempo stanno in attesa di trovare qualcosa di meglio. Quei buchi sono terribili se poi li aggiungiamo al fine percorso che uno li deve recuperare a oltre 60 anni di vita, ovviamente, perché se vuole andare in pensione è là che quelle settimane le deve recuperare. Dopodiché, anche qua era stata fatta un po' presente dal collega precedente la differenza della retribuzione tra uomini e donne, che anche questa ovviamente fa la differenza nel sistema previdenziale che adesso è contributivo ormai per quasi tutti, e quindi è ovvio che anche oltre alle settimane bisogna versare appunto dei buoni contributi. I buoni contributi si hanno attraverso una buona retribuzione e le buone retribuzioni sono fatte appunto da una serie di circostanze. Sappiamo che penalizzano le retribuzioni delle donne sono le ore straordinarie, sono i premi produzione, sono ovviamente i livelli di inquadramento diversificati, perché nel nostro mondo del lavoro in Italia non riusciamo a invertire la cultura, e mi dispiace perché per chi come me ci prova da 30 anni, insomma è anche mortificante continuare a ripetere le stesse cose e vedere che i dati però non cambiano mai. Vediamo un po' invece chi sono i pensionati in Veneto. Allora, le pensionate, come vediamo, sono un po' più femmine che maschi, anche se come vediamo non abbiamo in questo caso grande differenza, e qui vedete che andrò un po' a sfatare il mito che le donne in realtà vivono molto più a lungo degli uomini, perché questo riguardava le generazioni precedenti. Nelle nuove generazioni tendenzialmente gli uomini stanno recuperando molto velocemente la longevità. La ripartizione per numero di pensionati per sesso, e qui appunto vediamo che la differenza dello sbilanciamento appunto avviene più avanti che si va con l'età, come vi stavo dicendo prima. Qui invece abbiamo affrontato la questione del numero di pensionati per classe di reddito e per sesso. Allora, come vediamo adesso in maniera molto sintetica, le donne sono schiacciate molto in basso, mentre il reddito degli uomini, la scala come vedete è quella dei redditi, gli uomini hanno un reddito molto molto più importante, ma addirittura la parte del reddito più alto, come vedete negli anni, sta calando. Per cui anche questo elemento appunto ci dice che più si invecchia e più si ha una pensione, cioè in là negli anni da più tempo si è pensionati e più la pensione sì, è bassa. È vero che questo dato oggi è abbastanza inquinato dal fatto che, se vi ricordate, fino al 95 c'era la possibilità di andare in pensione come donne con una contribuzione molto ridotta. Via via dalla riforma poi Dini le cose si sono ridimensionate, e questo ha fatto sì che però appunto quelle donne che avevano allora una pensione data dai 15 anni di contributi bassa, ovviamente adesso che sono in età avanzata se la sono mantenuta bassa. Anche qua io dico, dobbiamo avere chiaro che quando parliamo di povere pensionate, oggi parliamo anche di una parte di queste che di fatto non ha avuto una pensione perché ha lavorato tutti gli anni come ce l'avremo noi, ma ha avuto una pensione a 55 anni, insomma mia mamma, 55 anni, 15 anni di lavoro. Poi è ovvio che quando arriva a 90, anche se le rivalutazioni eccetera, rimane sempre minima, però è anche vero che da 15 anni che ha versato i contributi è da 40 che prende la pensione. Sì, nel senso che abbiamo cosciente anche questo, che è un elemento che sulla previdenza complementare complessiva ovviamente va a incidere.
Questi sono i dati su dove stanno i redditi delle donne, li saltiamo velocemente perché poi nel dettaglio ve li lascio. E questo invece è un dato molto interessante perché questo sono i flussi di pensionamento per sesso. Allora, come vediamo, per vecchiaia prevalentemente vanno in pensione le donne. Cosa vuol dire? Che non raggiungono gli anni di contributi sufficienti per andare con la cosiddetta anticipata, perché quando vai ai contributi ci vai. Come vediamo invece appunto con l'anticipata le donne fanno fatica più a andare. L'invalidità, insomma, purtroppo per chi ci va sono dati uguali. La differenza ancora oggi, perché stiamo parlando del 2022, la fanno ovviamente le reversibilità, per cui ai superstiti cosiddette. Ricordo che le pensioni di reversibilità, anche queste con gli anni hanno avuto delle decurtazioni rispetto a come erano composte e quindi via via sono andate ad impoverirsi e a impoverire anche le persone che le ricevono. Vabbè, sui flussi e gli importi medi, questo lo vedete, perché io volevo invece arrivare a questa, perché prima si è parlato appunto il valore della pensione. Questa l'ho rielaborata da una slide che hanno fatto le nostre pensionate per capire se con il valore della pensione si può andare in casa di riposo. Abbiamo la capacità un giorno di avere la sussistenza economica per pagarci la casa di riposo? Come vedete, assolutamente no. E quindi questo appunto è un problema che va affrontato, e noi come sindacato lo facciamo anche all'interno dei tavoli delle politiche sociali, però appunto stante la situazione oggi il futuro non è assolutamente roseo, se ovviamente non c'è quell'integrazione e poi ci arriviamo con una pensione complementare, perché come vediamo, insomma, questi dati poi ve li lascio e ce lo raccontano chiaramente che siamo fuori dalla possibilità di avere quei famosi 21.000 euro che oggi servono appunto per andare in casa di riposo. Allora, eccola qua, la previdenza complementare. Allora, siccome abbiamo visto che la previdenza pubblica non ci può garantire noi donne, meno ancora, insomma già nella riforma Dini, poi ripetuta in maniera anche più strutturata con delle agevolazioni dalla riforma Maroni, si parla del secondo pilastro previdenziale. Chi è che sta iniziando? Già nel 2007 c'era stata insomma quel vincolo di dover dare l'adesione alla previdenza, silenzio assenso e tutto quanto quello che succede quando oggi si inizia un nuovo percorso di lavoro. A tutti i lavoratori viene proposto di aderire per legge e nessuno lo fa, perché questi sono i dati. Diciamo, i maschi lo fanno più delle donne, perché vediamo la differenza per età di adesione da parte dei maschi, e comunque complessivamente molto bassa, però vediamo che almeno insomma i giovani maschi ci pensano di più. E allora qua ringrazio in particolar modo questo evento, perché dobbiamo parlarne non solo in casa nostra, lo dico sempre come sindacato, che ormai, come vi ho detto, ci sembra di essere un ripetitore, perché ce le ripetiamo sempre le stesse cose, però vanno dette e ridette. Bisogna oggi, per avere una previdenza dignitosa e fare una vita dignitosa anche nella famosa terza età, che come sappiamo e come è stato detto e ce lo ricordano sarà anche più longeva, per cui sarà anche più lunga, potremo vivere più a lungo, però poi nel vivere più a lungo, se non avremo le risorse per garantirci benessere e salute, sarà anche più complicata. E qua lo dico da madre di famiglia, soprattutto per i nostri figli. E quando dico nostri figli, io ne ho uno, quando mi guardo in giro con i colleghi, il zero,
lo trovo tanto spesso, chi è bravo ne ha 2, l'eccellenza ne ha 3, punto, nel senso che quando faccio la media già nel mio circondario siamo sotto la media nazionale, per cui dico meno male su sto paese qualcuno fa figli, perché se no saremmo messi male. Però a prescindere questo, che cosa aggraviamo i nostri figli, cioè di che responsabilità aggraviamo i nostri figli per il sostentamento dei genitori? Non possiamo oggi permettere sicuramente di fare questo passaggio, anche perché, scusatemi ma interrompo anche con una battuta che non è una battuta, il rischio è che i nostri figli oggi siano uno per famiglia e abbiano mediamente 3-4 genitori. Quindi è vero, cioè, purtroppo è un dato di fatto e insomma si parla con quel che si conosce, e sempre più spesso e sempre più diffuso, anche perché sti ragazzi poi si affezionano alle persone che di volta in volta sono il compagno o la compagna dei propri genitori, e quindi anche, immagino, con l'età se ne assumeranno anche effettivamente un po' il senso di responsabilità, o no? E allora dobbiamo pensarci noi, e per pensarci noi dobbiamo appunto agire con gli strumenti che abbiamo, e ce li abbiamo e non li stiamo utilizzando. Queste sono forme pensionistiche diverse, come vedete, fondi chiusi, aperti, quant'altro. Diciamo che la differenza non cambia, se non qualcosa, per fortuna, sui fondi appunto dove presumo ci siano le libere professioniste, che in maniera abbastanza omogenea anche con i maschi, insomma, hanno capito che devono pensarci da sole. Vabbè, forme pensionistiche poi complementari, abbiamo fatto anche un distinguo a livello nazionale, ma come vedete il Sud ovviamente ha una distinzione più importante, ma se poi vediamo il dato del Sud, sì, rischia appunto di essere un problema anche per i maschi la previdenza, e quindi sì, anche quell'azzurro non è che mi consoli, sapendo poi invece cosa succede. Allora, qua è un altro dato importante che vi lascio, perché è praticamente l'adesione alla previdenza integrativa, per cui la seconda colonna. Questo grafico distingue tra le persone che ci sono per sesso, tra la forza lavoro, per cui le persone occupabili, e le persone che invece hanno aderito, la parte più scura, a un fondo di previdenza. Come vedete il gap è tanto, poi se vedete il gap al femminile è tanto, ancora molto alto, tra le donne e la forza lavoro reale, insomma, per cui tra la forza lavoro e chi lavoro ce l'ha, e tra chi ce l'ha poi chi ha aderito a un fondo di previdenza integrativa. Strada ce n'è da fare, e per complicare la questione, tra una riforma che vi ho citato prima, le 3 più importanti, e un ritocco, nel 2023 abbiamo ben 27 modi per andare in pensione. In questi 27 modi vi assicuro che anche noi che siamo sindacalisti abbiamo un vademecum di 400 pagine, però diciamo vai al patronato, perché loro col computer riescono a fare una simulazione personalizzata, perché poi appunto ci sono situazioni che vanno proprio gestite in maniera individuale al massimo. Mi è stato chiesto di fare una parentesi su Opzione Donna. Siccome l'avevo iniziata, la finisco anche qua, perché sono arrabbiata. Allora, perché già l'Opzione Donna andava a svantaggiare in maniera importantissima le donne che aderivano, perché si trovavano dimezzato l'importo previdenziale. Però a me dispiace che sia toccato proprio al governo Meloni, oltre ad allungare l'età prevista, di mettere anche un vincolo che, a meno che non sei una lavoratrice all'interno di un tavolo di crisi, oggi sappiamo che il 90% viene licenziato senza aprire tavoli di crisi, perché i tavoli di crisi riguardano le grandissime aziende. Quindi già qua poche e prevalentemente aziende manufatturiere dove la forza lavoro è maschile. Quindi già qua insomma l'esclusione c'è tutta. Oppure che sei una disabile, pari oltre il 74%, oppure che fai la badante, ovvero in maniera un po' più
moderna, caregiver, che devi assistere almeno da 6 mesi persone disabili conviventi. Poi la norma sul convivente ha detto no, ma anche se non sei convivente l'importante è che vivi allo stesso civico. Cioè noi abitiamo tutti in condominio, i nostri familiari vivono tutti in condominio? A Roma forse sì, a Roma. Sì, perché a Roma i familiari si comprano gli appartamenti, appena uno si libera lo comprano al figlio per tenersi il figlio là. Ma qua chi è che vive in condominio? E chi è che assiste un familiare in condominio quando mediamente i nostri familiari genitori hanno una casa propria che non vogliono lasciare o quant'altro? Allora dico, appunto, l'offesa, per quanto mi riguarda c'è tutta, perché di che non ce la dai, ma non offenderci. Oppure appunto chi ha avuto 2 o più figli, o 59 per chi ha avuto un figlio, e anche qua a prescindere chi un figlio ce l'ho, sono estremamente offesa perché il figlio non l'ha avuto, perché il figlio l'ha avuto e perso, peggio ancora, perché là si rienda, insomma ecco, ma ci sono anche sti casi, perché appunto esistono, e per cui insomma offesa proprio perché una donna fare ste puntualizzazioni offensive, per quanto mi riguarda faceva meglio dire guardate, non c'è più, andate a lavorare come i maschi, tiratevi sulle maniche e datevi da fare. Sarebbe stato forse un messaggio più chiaro ed educativo, visto che la collega che segue le aziende e la collega del tavolo, ovviamente poi per lavoro facciamo cose diverse, non sempre contrapposte, grazie a Dio, perché io credo molto nella bilateralità, anzi sono nata nella bilateralità nel sindacato perché vengo proprio dal terziario. E quindi insomma su questo spesso siamo insieme a stabilire un welfare integrativo proprio su questi fronti, e anzi forse non solo la previdenza integrativa ma anche col welfare integrativo stiamo facendo dei passi in avanti, almeno per iniziare a parlare anche di un welfare che dia dei contributi per un'assistenza quando avremo bisogno, perché come abbiamo visto, siccome difficilmente potremo pagarci quella che ci offre il pubblico, se attraverso il welfare avremo un'indennità di assistenza in caso di non autosufficienza o quant'altro, insomma ci stiamo pensando, ma lì bisogna andare sicuramente. Bene, allora questo è un po' insomma il panorama di oggi sulle pensioni. Noi ci lavoriamo e continuiamo a non mollare, però come capite il senso è quello che A, bisogna lavorare, B, bisogna avere anche una pensione integrativa. Oggi l'offerta del mercato è varia, abbiamo delle buone proposte, sono comunque fondi assolutamente garantiti, presidiati, e quindi insomma non dobbiamo averne paura, casomai come è stato detto da chi mi ha preceduto, informarsi per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, in particolar modo parliamo ai giovani perché è importante, come avete visto, altrimenti saremmo insomma un popolo probabilmente anche felice ma povero insomma, e magari anche un po' acciaccato. Vi ringrazio. Eccoci qua. Io mi alzo in piedi perché vado bene in piedi. Buonasera a tutti. Grazie, è l'ultimo incontro del ciclo Fatele Brave e non per niente tratta il tema, diciamo, dal punto di vista finanziario, di pianificazione, quello più lontano del tempo. Mi presento brevemente, mi conoscete già, Roberta Sgreva, consulente finanziario. Stasera parleremo della previdenza integrativa, che è un tema estremamente delicato, perché secondo me richiede un grande senso, sforzo di responsabilità da parte di tutti, come si dice oggi, che va di moda, gli stakeholders, no? Di tutti i portatori di interesse. Le istituzioni che dovrebbero fare, come diceva giustamente Cinzia, come abbiamo detto tutti questa sera, grande opera di sensibilizzazione e di informazione che secondo me ancora non è fatta in maniera molto trasparente. I professionisti che dovrebbero assumersi la responsabilità di promuovere i fondi pensione, perché di fatto sono i professionisti che li collocano, e anche come dire,
senso di responsabilità dell'utenza, di tutti noi, nel comprendere che è una scelta indispensabile. Infatti io questa sera vi farò una premessa piuttosto importante, magari perdonatemi se ripeterò dati che vi sono già stati detti, però secondo me, a parte comprendere il funzionamento dei fondi pensione, che è indispensabile, è comprendere perché bisogna farli, perché poi tutto il resto è in discesa. Se io non mi rendo davvero conto che cosa mi succede se non mi tutelo dal punto di vista previdenziale, difficilmente, sottoscriverò un fondo pensione che ha un orizzonte temporale lunghissimo e quindi difficilmente percepirò il beneficio, soprattutto se sono giovane. Adesso qui è una platea direi media, ma insomma, ecco, direi che mediamente il discorso è questo. Parto dalla piramide di pianificazione finanziaria classica, dove apparentemente la distribuzione delle finanze di un individuo è fatta secondo un orizzonte temporale, cioè dalla parte liquida, come dire di liquidità, quindi a breve termine, fino alla parte, diciamo, più lontana del tempo. In realtà la parte più lontana del tempo, se guardiamo bene, è la previdenza, perché è quella che viene riscossa, come dire, in età pensionabile. Perché viene messa sempre prima degli investimenti? Questa è la classica piramide, diciamo, che trae spunto da Maslow, no? Che era uno psicologo che aveva, come dire, che ha messo in ordine tutti i cassetti dei bisogni, si dice, a seconda delle priorità. In realtà qui non è un ordine temporale, ma è un ordine di priorità, dove all'inizio ci sono, come dire, il soddisfacimento dei bisogni primari attraverso la parte liquida delle proprie finanze, quindi i flussi che servono per vivere, la riserva subito dopo, che è quella del non si sa mai, mi tengo una riserva a breve termine per far fronte ad eventuali imprevisti. Subito dopo viene la previdenza. Come mai subito dopo viene la previdenza? Prima dell'area investimento. Ecco, è lì che voglio farvi capire come mai la previdenza è così importante, e lo faremo attraverso l'analisi storica del sistema pensionistico in Italia, che è simile ad altri sistemi pensionistici, per esempio in Francia, è simile al nostro, infatti vediamo cosa sta succedendo in Francia. Vedremo qual è il contesto attuale, quali sono le possibili soluzioni, in questo mi aiuterà il collega tecnico Alberto, che ringrazio che viene sempre in mio aiuto, e vedremo come riconoscere i tranelli, perché è l'argomento, secondo me, che presenta più tranelli nel venire a essere risolto, come dire, no? Ognuno, come dire, cade in delle distorsioni per cui non riesce, il problema non viene risolto, come diceva giustamente Cinzia. Allora, impareremo queste 3 parole chiave che sono importantissime: tasso di sostituzione, sistema a ripartizione che si contrappone al sistema a capitalizzazione e sistema contributivo che si contrappone al sistema retributivo. Allora, permettetemi di fare una premessa un po' simpatica, un po', ecco, sfatiamo il mito del pensionato che fa la calza davanti al camino e ha poche esigenze. Il pensionato di oggi non si parla più di, come dire, anzianità, ma di longevità. Il pensionato di oggi ha esigenze elevate, non vuole più lasciarsi andare, sia uomini che donne, ci tengono. Palestra, anzi non si vede l'ora di andare in pensione per andare in viaggio, per fare quelle cose che durante l'attività lavorativa non si riescono a fare. I bisogni aumentano quando si va in pensione. Perché non? Chi ci sta a dire sono un anziano? Assolutamente, ci si cura. Questi sono i nuovi pensionati. Si parla di longevità e non di anzianità. Quindi i bisogni aumentano, direi. Questo è aggravato dal fatto che, come ampiamente detto da chi mi ha preceduto, la vita si allunga, fortunatamente. La speranza di vita si allunga e a livello mondiale siamo al 5° posto come speranza di vita. Allora, come la risolviamo questa cosa? E come possiamo avere percezione di dove stiamo andando? Attraverso questo numero, il tasso di sostituzione.
Che cos'è il tasso di sostituzione? È quel numero, diciamo, che trasforma l'ultimo reddito che ho, l'ultimo stipendio, nella prima pensione, perché poi è lì il passaggio, no? Qual è il tasso di sostituzione? Nessuno sa veramente che cosa prenderà in pensione e non aiuta il fatto che i pensionati di oggi abbiano tutto sommato un tasso di sostituzione dignitoso, per cui non aiuta le giovani generazioni ad avere percezione del problema, no? Ma, e qui dovrebbero essere le istituzioni a fare informazione. Qualche studio, questo è uno di questi, perché il tasso di sostituzione è, come dire, determinato da tanti fattori, molti di questi è impossibile prevedere, quindi questa è una proiezione tra le tante che ho trovato in internet. Guardiamo l'ultima colonna con 42 anni di contributi. Se guardiamo i lavoratori autonomi, il tasso di sostituzione previsto è del 50%. Cosa significa questo? Che se io ho come ultimo stipendio, come ultimo reddito mensile 2.000 euro, la mia pensione sarà di 1.000 euro. Ed è ottimistica questa, perché si parla che le giovani generazioni probabilmente non la prenderanno neanche la pensione, oppure avranno il 30%, 1.000 euro di stipendio, 300 euro di pensione. Non c'è percezione di questo, non viene fatta adeguata informazione ed ognuno di noi può avere più o meno informazioni entrando nel proprio cassetto dell'INPS. Si entra nel sito dell'INPS attraverso lo SPID e c'è un calcolo ed è interessantissimo andare a vedere, perché almeno uno si fa l'idea della stima della propria pensione. Ecco, questo è il tasso di sostituzione. Ma allora direte, ma dove vanno a finire tutti i soldi che io sto versando? Perché se guardate la voce, chi è dipendente nel cedolino dello stipendio e chi è un libero professionista o è autonomo, la voce INPS è una voce pazzesca. Allora, altro termine da imparare questa sera. Sistema a ripartizione. Cosa vuol dire? Che in un mondo ideale io verso all'INPS i miei contributi che l'INPS investe e quando io vado in pensione apre il tesoretto e mi riconosce. Quello sarebbe un sistema a capitalizzazione e il sistema pensionistico è nato così, prima delle due guerre, era così. Poi, nel 1945, credo, subito nel secondo dopoguerra, inflazione elevatissima, il tesoretto messo via non bastava più a coprire le pensioni che venivano pagate, per cui si è pensato di cominciare ad attingere ai versamenti che venivano fatti dai lavoratori. Questa pratica è stata poi presa e abusata, fino a che nel 1960 e rotti, 69 credo, il sistema è passato tutto a ripartizione. Cosa vuol dire? Che tutti i soldi che noi versiamo non vengono investiti, vengono subito spesi, subito, per pagare le pensioni correnti, per cui noi non stiamo mettendo via niente di quello che versiamo, serve per pagare i pensionati di oggi. Sistema a ripartizione, perché c'è un accordo di mutualità. Eccola qua, qui è, come dire, il funzionamento, vi girerò le slide. Ma qua... Con l'accordo però che se non bastano i soldi lo Stato deve integrare. Ecco, lo Stato deve integrare. Ma quando un sistema a ripartizione è in equilibrio, è chiaro che ci sono delle variabili che devono funzionare perché il sistema a ripartizione sia in equilibrio. Più o meno il numero di chi contribuisce deve avvicinarsi al numero di chi percepisce per essere più o meno in equilibrio, no? Se no non funziona il sistema. E quando, diciamo, nel 1950 più o meno si è iniziato col sistema a ripartizione, questa era la distribuzione della popolazione per età, dove dal basso partiamo nelle fasce più giovani, si va da 5, 10, 15, 20, vedete che è a forma di piramide, dove la popolazione che percepiva la pensione era in numero minore rispetto ai contribuenti. Questa era nel 2017, dove la pancia, la fetta più grossa, è nell'età media, diciamo, vedete, nell'età che va dai 40 ai 60 anni. E
la pancia si alza sempre di più. Ecco perché il sistema a ripartizione è un sistema pericoloso, ok? Ed ecco perché si sono susseguite giustamente tutta una serie di riforme per mettere mano a questi sistemi, per fare in maniera che il sistema pensionistico sia sostenibile. La riforma, diciamo, non vi sto a tediare con tutte le riforme, che interessa a noi di più questa sera è la riforma Dini del 1995, che ha introdotto, tra le altre cose, due dati importanti. Perché? Il problema era che, oltre ad essere un sistema a ripartizione, la pensione veniva calcolata col sistema retributivo, cioè non importava quanto tu avevi versato di contributi, ma importava, per stabilire quanto avresti percepito, importava quanto era la tua ultima retribuzione, e questo giustamente era distorsivo. Quindi si è introdotto il sistema contributivo. Che cos'è il sistema che è più corretto? La pensione viene calcolata in base ai contributi che ognuno versa. Ecco qui la differenza, no? Il contributivo cosa dice? I contributi tuoi versati alla fine creano un montante. In base alle tabelle della speranza di vita e attraverso i coefficienti di trasformazione, questi coefficienti sono numeri che si basano sulla speranza di vita. Trasformo questo tuo montante in una rendita. È chiaro che più la speranza di vita è lunga, più bassa sarà la rendita. Il passaggio dal sistema retributivo a contributivo non è violento evidentemente, ma va per fasce d'età. Attualmente il sistema più o meno è misto, ma quando i lavoratori che nel 1995 non avevano ancora versato contributi andranno in pensione, la loro pensione sarà completamente secondo un calcolo contributivo. Ecco che quindi ho voluto fare questa premessa per far capire perché è importante aderire alla previdenza, perché non c'è soluzione in questo. Ci sono troppi pochi giovani rispetto al trend di aumento demografico delle persone che percepiranno la pensione. Il sistema, e oltretutto i giovani che lavorano hanno redditi bassi, spesso sono precari, versano poco, per cui non è sostenibile. Dobbiamo assolutamente pensare ad una previdenza integrativa e dobbiamo farlo prima possibile. Non solo è importante farlo, ma bisogna farlo presto. Perché? Proviamo a fare un calcolo. Supponiamo che io oggi vado in pensione, ho l'ultimo reddito 2.000 euro, tasso di sostituzione 50%, prendo 1.000 euro di pensione. Per coprire quel gap di reddito, a meno che io non abbia altre fonti, ma supponiamo, facciamo un caso di scuola, mi mancano 1.000 euro al mese. Per 12 mesi sono 12.000 euro l'anno. Supponiamo che io abbia la speranza di vita di 20 anni, 12.000 euro per 20 fa 2,40, se la matematica non è un'opinione, 240.000 euro. Ma ho fatto un calcolo che non è veritiero, perché poi non tutto il montante può essere trasformato algebricamente in una rendita. Il calcolo tiene conto di tante variabili, però giusto per farvi capire che per avere una rendita interessante, che serva veramente a integrare il reddito, devo aver messo via tanti soldi. Allora se io aspetto tanto a farmi un fondo pensione, o io metto via 10.000 euro l'anno, che 20, ok? Oppure io comincio da giovanissimo. Io come faccio? Quando ho dei clienti, nasce il bambino, fondo pensione al neonato, perché è possibile farlo, dopo lo vedremo. Iniziando tanto presto, che cosa sfrutto? Perché è importante iniziare presto? Perché sfrutto la leva del tempo, che non è banale, non è che solo perché verso di più, perché ho più anni davanti, ma perché io posso sfruttare quei mercati, quegli investimenti, perché poi i fondi pensioni investono i miei denari, non è che sono lì, sono investiti. E i mercati
in 30, 40, 50 anni, provate a pensare ad aprire un fondo pensione al proprio figlio che ha 5 anni. Quanti anni ha ancora davanti prima di andare in pensione? Almeno 60? Questo è l'andamento dello Standard & Poor's, è un indice, l'ho preso a caso, vabbè che sono 70 anni qui, però voglio dire, anche di più, sono tanti anni. Però, guardate, da 0,5 l'indice è a 2000. Cioè si sfrutta la leva del tempo iniziando presto, per cui non serve che io mi sveni, ma verso la goccia che negli anni decuplica, non solo perché investo in mercati così, ma perché beneficio del calcolo degli interessi composti, perché le mie somme aumentano, prendo interessi sugli interessi e quindi sfrutto questo meccanismo per far aumentare di molto la somma. Questo è un esempio. Guardate in alto, dopo vi spiegherò perché ho preso quell'importo. 5.164 euro all'anno di versamento in un fondo pensione, supponendo il 3% all'anno, secondo la formula degli interessi composti. Cosa significa? Che io prendo anche gli interessi sugli interessi, perché poi aumenta. Vedete che in 30 anni sono 250.000 euro. È vero che 5.000 sono tanti, non sono pochi in un anno, però se calcoliamo 5.000 per 30 non fa 250.000. Quindi la leva del tempo è importantissima, ecco perché bisogna farlo presto, perché sennò non è efficace. Naturalmente in 30-40 anni la formula degli interessi composti funziona bene, i mercati funzionano bene, tutto viene amplificato, anche i costi all'interno dei fondi vengono. Per cui non è banale quale fondo pensione scegliere, non è banale, non si sceglie a caso. E adesso chiedo aiuto ad Alberto che vi farà come sempre un'analisi tecnica veramente interessante. Dopo riprenderò la parola. Grazie Roberta. Allora, permettetemi di iniziare con un mini sondaggio. Posso chiedere chi è qui, quanti di voi ha un fondo pensione complementare? Ok. Va bene, va bene. Qualcuno ha già dato, va benissimo. Grazie, interessante comunque. Quindi circa un 30% a spanne, visto così da qua. E vabbè, per chi ce l'ha già, spero di darvi qualche spunto in più, però bravi che avete già fatto magari certi ragionamenti. E chi non ce l'ha, vediamo se riusciamo a stimolarmi un po' stasera. Allora, come diceva Roberta, il bello ma anche il problema del fondo pensione è l'orizzonte temporale, che è molto lungo, ok? Quindi 30 anni non sono utopia, spesso si incontrano in un fondo pensione. E quindi dobbiamo un po' dimenticarci qualche schema convenzionale sul modo in cui vediamo gli investimenti, perché su orizzonti veramente così lunghi, senza poter uscire, fra l'altro, possiamo permetterci veramente di spingere molto di più rispetto all'investimento standard, dove il mio orizzonte spesso va dai 5-10 anni, se è tanto. Allora, giusto per iniziare, se io dovessi investire, secondo voi è meglio soluzione 1 o 2? È chiaro, è quasi retorico, la soluzione 1 dopo 30 anni mi dà molto molto di più. E quello che diceva Roberta è che se voi guardate la percentuale annua della soluzione 1 è 9,7%, su 30 anni circa un 10%, su 30 anni è un 30%, invece il rendimento finale è 1.500%. È la magia del tempo, nel senso che gli interessi sugli interessi su orizzonti così lunghi veramente vi danno un boost eccezionale. Ovviamente su rendimenti elevati, sui rendimenti più bassi l'effetto è molto meno marcato. Comunque, se io vi faccio vedere come vanno nel tempo, qui subentra un po' la componente psicologica. Uno dice, ma la soluzione 1 oscilla tantissimo, quindi perché devo mettere i miei soldi in una cosa rischiosa? Preferisco magari la soluzione 2. Sì, però su 30 anni, a parte che la differenza è molto ampia,
ma in ogni caso nel fondo pensione non posso liquidare, a parte qualche finestra che danno, ma idealmente per 30 anni non posso uscire. Quindi dovremmo un po' essere meno sensibili alle variazioni che ci sono infraperiodo. Tutto questo per dirvi, vabbè, la soluzione 1 è semplicemente un indice azionario, è come quello che ha scelto Roberta, è solo un altro tipo di indice, ma sono molto simili. E la soluzione 2 è l'obbligazionario governativo statunitense, quindi quello a rischio molto, molto basso, però le differenze sono marcate. E ecco, il messaggio di base: la scelta della classe di attivo è molto importante in un fondo pensione, perché se mi andate su quella, fra virgolette, sbagliata, avete un costo opportunità enorme che pesa molto su orizzonti elevati. Facciamo un'altra considerazione. Bene, diciamo, ok, mi piace la soluzione 1, l'azionario su 30 anni, che è la barra è quella verde a sinistra, ok? Allora, l'indice ha un costo pari a 0, perché è teorico. Se io voglio avere un'esposizione a un indice, devo comprare un prodotto che mi compra e venda le azioni dell'indice, e questo ha un costo. Però ci sono fondi che costano 0, altri che costano 3-4%, ok? Qua non vi sto dicendo niente di nuovo, che più costa il fondo, a parità di tutto, meno guadagno. Beh, è ovvio. Quello che però è forse meno ovvio è che su orizzonti lunghi l'effetto si amplifica. Perché? Allora, se prendiamo il fondo che costa l'1%, vedete che il rendimento per anno da 9,7 non va a... Se io tolgo da 9,7 all'1% mi aspetto di vedere 8,7 e invece 8,6. C'è una differenza di 0,1 che più aumentano le commissioni più si vede. Quindi nell'ultimo caso, se ho una commissione del 3%, da quel 9,7 iniziale meno 3 mi aspetterei 6,7 e invece il 6,4%, proprio perché perdo l'effetto capitalizzazione, e quindi più amplifico poi i costi, più questo viene a incidere sul mio investimento. Quindi morale, anche qua è importante scegliere il prodotto giusto, per cui magari azzecco l'asset class, ma il prodotto ha commissioni talmente devastanti che mi va a mangiare tutti i rendimenti. Bene, cosa possiamo fare nel mondo dei fondi pensione? Allora, riprendendo un po' quello che è stato detto, se io voglio comprare un fondo pensione oggi in Italia, è un mercato ancora un po' giovane rispetto ai fondi comuni di investimento. Comunque diciamo ho 3 soluzioni, quindi o vado tramite, fra parentesi, i sindacati, cioè i fondi pensione negoziali, dove c'è un accordo in genere collettivo che viene fatto a livello sindacale con dei gestori. I sindacati sono molto bravi a contrattare i prezzi e fate bene. E a volte però, ecco, il rovescio della medaglia è che a volte i fondi pensione negoziali sono un po' più prudenziali rispetto agli altri, a parità di tutto. E dopo vedremo un po' di dettagli su questo. Poi ci sono i fondi pensione aperti, quindi banalmente dati in banca, e sicuramente avranno un fondo pensione, se volete, sia su base, diciamo, collettiva che su base individuale. Infine c'è la tipica assicurazione, i fondi pensione, i PIP, piani integrativi pensionistici, che sono su base individuale. E anche qua vedremo che le commissioni sono molto variabili. Comunque, ok, abbiamo deciso che vogliamo l'azionario, abbiamo deciso che vogliamo spendere poco, se possiamo, vediamo cos'altro possiamo fare. Allora, se voi comprate un'azione, avete sentito parlare della Consob probabilmente, che è l'autorità di vigilanza nelle aziende, nei mercati azionari. Nel caso dei fondi pensione c'è la COVIP, quindi l'autorità di vigilanza dei fondi pensione, la quale fa in modo che tutti i fondi pensioni che si registrano rispettino determinati standard. Ci sta, è giusto, è importante. La COVIP cerca anche di darci qualche informazione con tutti i suoi pro e contro, però ci stanno provando, vogliono portare più trasparenza nei mercati e più concorrenza. Nel loro sito, che vi ho messo lì, ci sono degli indicatori che possono essere un buon punto di partenza, anche se non perfetto. Si inizia da l'ISC, l'indicatore sintetico dei costi. Quindi la COVIP dice, vabbè, prendiamo un contribuente medio che investe in un fondo pensione e andiamo a misurare quanto spende. Un po' come il TAREG, se voi chiedete un finanziamento. E ovviamente l'ISC, a parte che l'investitore medio, non siamo noi, è un investitore medio, quindi è già una standardizzazione.
In più l'ISC a volte non cattura dei costi che possono essere un po' mascherati, che anche questo lo vedremo un po' più avanti. Però un inizio va benissimo. E quindi poi l'ISC, sicuramente annualmente ma anche più spesso, mi dà un'indicazione di quanto costano questi fondi. Loro hanno 4 categorie nei fondi, c'è il garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario, e mi dicono per categoria se è un fondo pensione negoziale, aperto o un PIP, mediamente quanto costano. E vedete che in genere i negoziali vincono sempre, sono sempre quelli che costano meno. E invece più si va verso l'assicurativo, più i costi aumentano. Però mediamente non è che sto puntando il dito sulle istituzioni. E in forma magari più simpatica e grafica, sempre la COVIP ci dà una visione diciamo di massima. Allora, se prendiamo il compartimento azionario, quello l'ultimo a destra, prendiamo l'ISC a 10 anni, che è quello più rappresentativo per noi, perché quello di breve ha meno senso. Vedete, le barre verdi sono i fondi pensione negoziali, quelli dei sindacati, sono sempre sotto. A metà ci sono quelli aperti, arancione, e poi ci sono quelli assicurativi, PIP, mediamente costano di più. E lo sfondo di quegli istogrammi è quanto variano in totale i costi, cioè c'è una variabilità enorme su ogni, diciamo, compartimento. Ecco, poi l'altra cosa che possiamo fare è dire, va bene, allora ho capito che voglio per esempio un fondo azionario perché su 30 anni me lo posso permettere, ho capito che meno spendo meglio è e adesso vediamo di trovarlo sto fondo. Ecco, qui in Italia siamo ancora agli inizi, come vi dicevo, il mercato di fondi pensione è un po' giovane e ci sono diverse, è un po' frammentato e molto eterogeneo, quindi c'è un po' di tutto nei fondi pensione, bisogna veramente guardare a quello che si va a prendere. Per esempio, se vogliamo un fondo azionario, allora in totale i fondi, diciamo, pensione iscritti alla COIP sono 463, di cui però, diciamo, un centinaio sono azionari, 103. Però di questi che abbiano almeno 10 anni di storia, perché insomma il mio consiglio è prendiamo un qualcosa che sia testato, non buttiamoci allo sbaraglio, sono 79. Di quei 79 non tutti sono aperti, alcuni sono stati chiusi agli investitori e quindi ci restano 57 fondi fra cui scegliere se vogliamo un investimento azionario. Sono tanti o pochi? Sono pochi, al momento sono veramente molto pochi. In più, dentro all'azionario c'è di tutto. Ci sono fondi solo statunitensi, alcuni solo europei, alcuni solo asiatici, alcuni li chiamano azionari ma sono più bilanciati che azionari perché magari hanno il 40% di obbligazionario dentro. Quindi si fa veramente fatica dall'alto a capire cosa si sta comprando, quindi bisogna farsi un po', rabboccarsi le maniche e capire bene cosa si sta veramente acquistando. Quindi identificato una rosa di fondi, il mio consiglio è andate a capire come sono fatti e se sono veramente quello che voi volete avere nel vostro fondo pensione. Allora, nel fondi comuni investimento, questo non me lo dico io, c'è tantissima ricerca su quelli azionari, fuori nel mondo in genere più uno spende meno guadagna. Questo perché il rendimento dell'indice di mercato è uguale per tutti, okay? E in genere il 95% del rendimento del vostro fondo è l'indice di mercato. L'altro 5% è quanto è bravo il gestore, magari fa a volte meglio, a volte peggio del mercato. Però è veramente palese ormai che se uno paga tanto di commissione fa sempre peggio del mercato. E quindi nei fondi comuni di investimento in genere più aumenta il costo, l'asse delle ascisse, più scende il rendimento in modo pesante. Invece nei fondi pensione non c'è questo, ancora non si vede, perché sono molto frammentati, l'universo è piccolo e c'è veramente di tutto lì dentro, quindi è difficile fare dei paragoni. Però insomma, qualcosina ce l'abbiamo in mano, la COVIP ci dà qualche dato, i prospetti sono tutti pubblici, quindi non è impossibile trovare il fondo giusto. Bisogna fare un po' di considerazioni, stare attenti dove si entra, ok? Ecco, qui non mi metto a leggere i nomi, però mi sembrava, per chi è curioso, volendo, qui trovate la lista dei 57 fondi azionari che sono oggi disponibili con almeno 10 anni di storia, ok? Allora, non vi sto dicendo che il primo della lista è molto migliore dell'ultimo,
vabbè, c'è scritto, però, no, però è anche vero che bisogna capire bene cosa sono, cioè a volte i fondi che hanno reso meglio negli ultimi 10 anni magari non sono esattamente comparabili con gli altri, perché magari sono fondi azionari americani, tecnologici, che negli ultimi 10 anni hanno avuto uno sviluppo spavento, ma che l'ultimo anno sono stati massacrati. E la Covip, con i tempi che ha, ancora non me lo dice, perché i dati che vedete qui sono aggiornati a dicembre del 21, quindi l'anno scorso non esiste qui dentro, ed è scoppiata una guerra, è successo un po' di tutto. Però di nuovo, secondo me, se vi interessa, è possibile fare qualcosa, e ci sono dei fondi buoni lì dentro, non è tutto da buttare via, anzi, l'importante è essere consapevoli e guardare bene quello che si compra. Grazie Alberto, come sempre analisi, come dire, accurata. Allora, faccio una piccola premessa. Cos'è un fondo pensione? Perché magari diamo per scontato che tutti sappiamo, ma chi, ho notato dalle domande che vengono fatte a casa, c'è chi magari... Allora, un fondo pensione è semplicemente un fondo che ha una forma tecnica tale, non so se vi ricordate quando ho fatto quella serata che abbiamo parlato di investimenti, avevo parlato di carrozzeria e di motore, cioè di involucro e di motore. Alberto vi ha fatto vedere il motore, cioè quello che mettiamo dentro per fare in maniera che i nostri soldi che versiamo aumentino, e quella è una cosa. L'involucro, la carrozzeria è uguale per tutti i fondi pensione. Se è un fondo pensione, allora funziona così, altrimenti è un piano di accumulo, è un'altra cosa. Tutti i fondi pensione devono indicare la parola, come dire, pensione, previdenza nel nome, cioè allora quelli sono fondi pensione, se no sono piani di accumulo e sono un'altra cosa, e tutti funzionano allo stesso modo. Qual è la differenza? Che cosa viene messo dentro, quindi il contenuto, il motore, quello che diceva prima Alberto, quindi la scelta del motore è quello che mi fa andare più o meno veloce, e i costi. Per il resto funzionano tutti uguali. È chiaro che esistono i fondi negoziali, cioè sono quelli che solo una determinata categoria di lavoratori, in virtù di un accordo collettivo nazionale, può aderire. Sono un metalmeccanico, aderisco al fondo Cometa, mi pare sia, mi sembra, no? Ecco, io se non sono metalmeccanico non posso aderire al fondo Cometa. Però il fondo Cometa funzionerà come un fondo privato che abbiamo visto prima, semplicemente è chiuso e paga meno commissioni perché è un fondo negoziale. Tutti i fondi godono di questi vantaggi, vantaggio fiscale sia in fase di contribuzione che in fase di erogazione della rendita o del capitale, flessibile in un certo modo, dopo vedremo come, sono impignorabili, insequestrabili ed esenti da tasse di successione. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle successioni? Abbiamo detto che quando esistono degli strumenti che hanno fini previdenziali importanti e dichiarati, allora sono esenti dalle tasse di successione. I fondi pensione sono così e sono impignorabili e insequestrabili. Qualcuno lo usa anche per questo. Ho visto accendere fondi pensione a 5-6 anni dalla pensione, buttarci dentro un sacco di soldi. Ho visto fare anche questo, per, come dire, mettere in cassaforte dei soldi. Vantaggi successori, nel senso che il fondo pensione ha due momenti, la fase di accumulo e la fase di erogazione della rendita, diciamo. La fase di erogazione è quando io ho maturato i diritti pensionistici secondo l'INPS, ok, secondo le leggi. Prima sono in fase di accumulo e quindi non prendo la rendita. Cosa succede se io vengo a mancare dopo, quando la rendita è in fase di erogazione? Ecco, lì dipende da che tipo di rendita ho optato, ci sono varie possibilità. Se io opto per una rendita vitalizia normale, significa che la prendo finché vivo, e se dovessi mancare presto, va persa. Per ovviare a questo pericolo, a questo rischio, diciamo, che può essere anche un rischio per la compagnia, perché se vivo 100 anni diversamente deve pagarmela finché vivo.
posso scegliere, ci sono delle rendite certe per un certo periodo, non so, certa per 10 anni e poi vitalizia, oppure rendita reversibile per un tot di anni, poi vitalizia. Dà sicurezza di riconoscere agli eredi, nel caso io venissi a mancare prima e sono nel momento della rendita certa, viene riconosciuta agli eredi. Ogni orpello che aggiungo abbassa la rendita naturalmente, perché è chiaro che aggiungo un rischio alla compagnia. Se invece io vengo a mancare prima della maturazione dei requisiti di pensione e ho tutto il mio gruzzolo lì, il montante maturato fino a quel momento viene riconosciuto agli eredi, perché il fondo pensione viene designato beneficiario caso morte. Consiglio sempre, per chi ha un fondo pensione, di andare a vedere chi ha messo, perché normalmente è una cosa che non sempre viene, e vengono messi eredi. Gli eredi nei fondi pensioni sì, vengono individuati secondo le leggi di successione, ma viene suddiviso in parti uguali, non secondo le leggi, le proporzioni, come dire, stabiliti per legge. Per cui, ecco, io darei un'occhiata, però, ecco, questi sono i vantaggi successori, nel senso che non va perso niente se devo ancora maturare i diritti, ok? Diverse opzioni di prestazione pensionistica. Sì, certo, posso mettere. Sì, a chiunque io posso mettere chiunque, anche se ho gli eredi, sempre che io non leda le quote illegittime, come abbiamo visto l'altra volta. Bene, questi sono tutti i vantaggi, come dire, tutte le caratteristiche che accomunano tutti i tipi di fondi pensione. Bene, parlando di vantaggi fiscali, allora, prima abbiamo visto 5.164, è il tetto massimo di deducibilità. Significa che se io verso nel fondo pensione, fino a 5.164 lo deduco dal reddito. Significa che non posso versare di più? Certo, posso versare anche 10.000 euro. Vorrà dire che i contributi che io non deduco dal reddito, verso 10.000 euro, 5.164 li deduco dal reddito, quindi l'anno dopo avrò un accredito, ok, in base all'aliquota IRPEF che pago. Quei contributi che non sono stati dedotti dal mio reddito in fase di erogazione godranno di benefici fiscali, perché la fiscalità si ha sia quando si versa, quindi deducibilità, sia quando si eroga il capitale o la rendita. Infatti, so che è un po' complesso il discorso, ma insomma, cerco di riassumerlo. In fase di prestazione, sia che sia capitale o rendita, anche qui è abbastanza contenuta, diciamo, la tassazione, perché va da un minimo del 9 a un massimo del 15% in base agli anni di contribuzione. Quindi, riassumendo, verso fino a 5.164, li deduco dal reddito, quindi ho un vantaggio fiscale. Però quando percepisco la rendita o il capitale vengo tassata dal 9 al 15. Se invece io verso di più di 5.000, quella parte che verso in più e che non ho dedotto non viene tassata in fase di erogazione. Quindi ho svantaggio prima, ma ce l'ho dopo. I rendimenti degli asset, degli investimenti contenuti nei fondi sono tassati al 20% perché lo Stato non ci regala niente. 20% invece del 26%, una piccola agevolazione, anche se anche qui c'è un distinguo perché sono cambiate queste aliquote negli anni, ma non sto qui a tediarvi perché so diventa un calcolo difficilissimo da fare, diciamo oggi è al 20%. Deducibilità su versamenti a favore di un familiare a carico. Questa è una cosa importantissima secondo me, per le donne che sono a casa, che non lavorano, che rinunciano al lavoro, che si facciano fare una pensione. Chi lavora, cioè chi ha uno stipendio, può pagare per il familiare a carico e se lo deduce dal reddito. È quello che faccio quando accendo i fondi pensione ai neonati. I genitori se lo deducono fino a che il bambino non raggiunge l'autonomia economica. Sempre fino a 5.164, cioè quello che io verso per mio figlio si somma a quello che verso su un eventuale fondo che ho. Colgo l'occasione per rispondere a una domanda che è arrivata da un utente giovane che dice: bello questo discorso, ma io sono giovane, prendo 700 euro al mese, come faccio a prima? Ed è giusto.
Allora io cosa consiglio in questi casi? Comunque il fondo pensione va acceso, perché non c'è obbligo di contribuzione, non è che io accendo un fondo pensione e devo versare 100, no, io posso accenderlo a 0. A fine anno mi arrivano le mance, avanzo qualcosa, così come faccio con i neonati, che dico ai genitori: le mance dei nonni lo aprite, lo tenete a 0, se non potete destinare delle somme mensili, a fine anno i nonni che regalano sempre butto nel fondo pensione e lo deduco. Così può fare un giovane, non deve sentirsi strozzato perché prendo 500 euro al mese, intanto lo accendo e quando mi avanza qualcosa, poco o tanto, però devo essere consapevole che ho questo progetto. Ogni anno destinare qualcosa finché non ho uno stipendio, si presume che comincio con 700 e auguro vivamente che poi vada ad aumentare, ma non deve essere una scusa per non accenderlo. Lo accendo, verso 100 euro il primo anno, non importa, l'anno dopo me ne avanzano 300, verso 300, ma comincio, perché la leva del tempo quando ho 40 anni davanti anche con 100 euro fa. E quindi per rispondere a questa giovane che ha scritto, che comprendo, i miracoli non li fa nessuno, però il fondo pensione si può accendere, costa 10, 20, 30 euro, lo lascio a 0 e verso quando li ho. Tra l'altro i giovani hanno anche un'agevolazione in più, nel senso che, adesso è un po' macchinosa, se nei primi 5 anni versano meno, primi 5 anni di attività, prima assunzione, versano meno di 5.164, che è il tetto massimo, per i 20 anni successivi possono recuperare, quindi hanno una deduzione maggiore, quindi è interessante questo per un giovane, no? Può dedurre fino a 7.747. Cosa posso inserire? Come contribuire in un fondo pensione? Se sono un lavoratore autonomo, naturalmente in base al reddito che ho, che è deducibile, quindi ai lavoratori autonomi spesso consiglio: fate i conti a fine anno, in base ai soldi che avete, che vi fa comodo dedurre dalla denuncia dei redditi, versate. Ma un lavoratore dipendente può versare il TFR maturando, quella parte di TFR che matura tutti i mesi. Perché versarlo in un fondo pensione invece che versarlo in azienda? Beh, intanto versarlo in fondo pensione, indipendentemente dall'azienda, è più sicuro che tenerlo in azienda, perché le aziende cosa ne fanno del mio TFR? Ci sono aziende virtuose, ma durante il Covid, oppure ci sono aziende che si trovano in difficoltà e magari l'hanno accantonato anche il TFR dei dipendenti, ma l'hanno usato perché si sono trovati. Se io ce l'ho in un fondo pensione, la rimane. Quindi, primo, la sicurezza. Poi non so come fa, cioè l'azienda come lo investe, anche se non lo spende, ma lo fa rendere in un fondo pensione, almeno sono sicuro che c'è un gestore che me lo fa rendere. E poi in fase di erogazione il TFR, quando viene una volta erogato, se lo mantengo in azienda, viene tassato secondo l'aliquota IRPEF, tassazione separata, che minimo è il 23%, mentre abbiamo visto che il TFR versato in un fondo pensione ha quelle tassazioni là dal 9 al 15, quindi conviene sempre in azienda, nel fondo pensione. È chiaro che in azienda se cambio lavoro mi viene riconosciuto, qui non lo vedo finché non vado in pensione, però almeno. Poi posso, se sono un lavoratore dipendente, qua c'è una leva importantissima e c'è un contratto collettivo nazionale, commercio, ce ne sono tantissimi nei contratti commercio, industria, eccetera, e aderisco al fondo pensione di categoria. Se io verso una parte del mio stipendio, il datore di lavoro è obbligato a versare anche lui una percentuale, cosa che è conosciuta poco questa. È obbligato in virtù degli accordi collettivi. È una cosa pazzesca questa. Io verso, supponiamo che sono un lavoratore del commercio, TFR maturando, poi opto per l'1%, di solito ci sono percentuali stabilite, andatevele a vedere perché ognuno ha il proprio contratto, il datore di lavoro versa l'1, il 2%, raddoppia il tesoretto che sto mettendo via, è obbligato il datore di lavoro. Non è molto conosciuta questa cosa, quando la dico sgranano tutti gli occhi. È una cosa veramente da sfruttare se verso nel fondo pensione negoziale, che è sempre il migliore, diciamo, perché è quello che costa meno, che io consiglio sempre.
Quando potrò rivedere i miei soldi che metto via? All'età pensionabile, come abbiamo capito. Come? Sempre posso trasformarlo 100% in rendita, sempre. Ma posso prendere indietro tutti i soldi versati? Dipende. Normalmente posso prendere indietro 50% in rendita e 50% in capitale. Qualche volta posso prendere tutto il capitale, ma devo aver messo via pochino. C'è una formula per calcolare quando se la rendita che arriva dalla conversione è inferiore al 50%, insomma si è più o meno calcolato che se il montante non supera i 70.000 euro, allora posso averlo tutto indietro subito. Altrimenti normalmente massimo il 50% in capitale e il resto sotto forma di rendita. Posso prendere anche prima in determinate situazioni urgenti, cosa che io sconsiglio sempre perché distruggo un po' il progetto, vado a impoverire, tolgo motore a quel famoso discorso che abbiamo fatto prima. Però è possibile per acquisto prima casa, per esigenze non giustificate, diciamo, senza motivo, diciamo così, per spese sanitarie e vedete la tabella. Dopo 8 anni di iscrizione, in qualsiasi momento, questa è la tabella, più o meno, non sto lì a tediarvi con le singole, però le somme erogate sono tassate più o meno al 23%, mi pare, perdo quell'agevolazione. Quindi un margine di manovra ce l'ho, anche se secondo me il fondo pensione da attingere deve essere proprio l'ultima ratio che mi rimane. Il fondo pensione deve essere proprio una cosa. Queste sono le caratteristiche salienti del fondo pensione, non andrei oltre perché sennò vi annoio. Però una cosa ve la voglio dire, perché insisto su questa cosa. L'iceberg è la famosa figura che sta ad indicare quando un sommerso importante ci sfugge. Questo è il caso dei fondi pensione, che vengono veramente trascurati da tutti. Viene fatta poca informazione, poca dai professionisti che dovrebbero farlo, a tutti a tappeto, ok? E poca, come dire, non si ha voglia. Io quando lo propongo, mamma mia, una roba a 40 anni, io non la faccio. Proprio questo effetto si chiama, Daniel Kahneman, che era uno studioso, si chiama Visiati, è un acronimo, significa What you see is all there is. Perché psicologicamente siamo convinti che le uniche cose che esistono sono quelle che abbiamo davanti agli occhi. Le cose sommerse, che sono il fatto che la vita media si allunga, che il tenore della vita mediamente cresce, che abbiamo tutti i giorni dei rischi professionali, che dobbiamo pensare ai nostri figli per il passaggio generazionale, che rischiamo di vivere di più dei nostri soldi, cioè finire i soldi in pratica, sono cose che rimangono sottoterra. E non vogliamo vederle, proprio in effetto non le vediamo, quindi non esistono. Quello è il primo tranello. Il secondo tranello è il rischio di procrastinare. Allora, io ho clienti che è anni che mi dicono Madonna, dobbiamo accendere sto fondo pensione. E avanti con gli anni, arrivi a 40 anni, 45 e fai sempre più fatica perché o metti via 50.000 euro all'anno, faccio per dire, per esagerare, e farò domani. Siccome è una cosa tanto lontana, la farò domani. E quando la fai domani arrivi all'età pensionabile che non l'hai fatta. L'errore di procrastinazione, quando l'investimento e un obiettivo è molto lontano, è il più veramente rischioso. E vi voglio, permettetevi, far vedere un video, non so se va, perché non so se va neanche l'audio, dura 1 minuto, ma è allegro, dopo una serata così, secondo me ci sta. E parla di un relatore che ha fatto un discorso, il famoso TED, no? Dove parla della procrastinazione. Lui è un procrastinatore e secondo lui esistono persone che hanno un cervello da procrastinatore e un cervello da non procrastinatore. Lui descrive quando doveva fare la sua tesi e la rimandava sempre al giorno dopo. Speriamo che vada, vediamo il video. So I
che quando la scadenza è lontana tendo a dire farò domani, che è la cosa peggiore per quanto riguarda la nuova pensione. Vi lascio con questa frase di Seneca, sperando di avervi dato dei contenuti interessanti. Grazie. Allora, grazie a voi per essere qui. Io sono Francesca Gislon, sono del direttivo del cantiere. Rinnovo i ringraziamenti, però li devo fare speciali a Roberta, perché Roberta non solo è stata il motore di questa cosa, credo che sia bravissima nello spiegare delle cose che non sono facili. Adesso stasera ha spiegato queste, ma ogni volta lei si è spesa tantissimo e noi siamo orgogliosi. E la cosa più bella è che si è anche divertita e ha imparato un sacco di cose. E allora grazie Roberta, grazie a tutti voi, anche da casa. Grazie, grazie.